il portiere respinge di pugno, la raccoglie il difensore, che apre al centrocampo, triplo in secco, fa fuori due avversari, cross a centro area, l'attaccante sta per colpire di testa, ma è fallo, rigore! Questa è l'ultima occasione per vincere. Gol! 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 E guardalo l'allenatore, da 50 anni abbracciato un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. Nella splendida struttura di Torre del Grifo presso l'Aula Magna si è svolta la festa dell'Ajax in occasione del suo 50° dal tema "Un altro calcio è possibile". La reazione è quella che si attendeva, la sala quasi piena, i relatori preparati e capaci di stuzzicare l'attenzione, il pubblico coinvolto e interessato. È un successo quello di Catania per le celebrazioni del 50° dalla fondazione dell'Asso Allenatori, che porteranno a tantissimi eventi in tutta Italia. Un max evento regionale e una grande manifestazione conclusiva finale a carattere nazionale e internazionale. La delegazione provinciale di Catania, guidata dal presidente Renato Marletta, ha risposto presente con loro un buonissimo e caloroso pubblico. Abbiamo anche ripercorso i 25 anni dell'associazione di Catania, per cui insomma non possiamo ipotizzare al futuro, sappiamo che siamo tutti in scadenza al 30 giugno, chissà che riserve ci potrà riservare. L'importante è avere sempre la cultura dell'associazionismo e la volontà di fare, soprattutto in un progetto voluto dal nostro Presidente, per allenare e educare soprattutto i giovani. Adesso il progetto giovanile è anche legato alla figura nuova di questo allenatore che va al di là del lato tecnico, ma va anche dal lato morale nei confronti soprattutto dei giovani. Soprattutto anche perché abbiamo avuto due illustre esponenti della psicologia, per cui insomma la componente psicologica è fondamentale sotto questo aspetto ed è importante, diciamo, nella cultura globale far crescere questi giovani attraverso l'aspetto psicologico e dei ragazzi, ma soprattutto dei genitori, che sono in questo momento una palla al piede del calcio giovanile. La serata di lunedì si è aperta con i saluti di rito delle autorità, tra cui il vice sindaco di Mascalucia Fabio Cantarella, il delegato del CONI Catania Sergio Parisi, Vincenzo Treccarichi e Grazia Zitelli per la delegazione provinciale della FIGC di Catania. Fin dall'inizio, dopo la presentazione della serata da parte del segretario arcidiacono, il video degli auguri realizzato in occasione della panchina d'oro e della storia dell'Ajax sono stati una sorpresa per tutti, tanto da riscuotere un enorme successo con uno scrosciante applauso. Subito l'attenzione è puntata su progetto Ajax Edu Giovani, esposto magnificamente da Salvo Arcidiacono attraverso video e slide, 8 ore di formazione sulla crescita dei giovani nel gioco del calcio, il regalo dell'Ajax per i suoi associati e anche per i non associati e non abilitati, in occasione di questo importante anniversario. Sì, 50 anni dell'Ajax, che abbiamo deciso anche, diciamo, di uscire allo scoperto, nel senso di farci conoscere dalle altre associazioni pari alla nostra, perché alla fine noi non abbiamo scopo di lucro, siamo un'associazione di volontari, anche se in questo periodo, in questi tempi è difficile. E in ogni caso l'associazione, che all'inizio era per cautelare o per fare un sindacato di allenatori, si è trasformata negli anni in una vera e propria aiuto degli allenatori, perché oltre a dare una consulenza, possiamo dire, legale e sindacale, adesso ci occupiamo dei corsi di aggiornamento, di tutto quello che è la natura dell'allenatore, soprattutto la difesa dell'obbligatorietà, perché uno dei nostri slogan, che comunque già è partito e che partirà anche con la scusa dei rinnovi che ci saranno, sarà un allenatore per ogni squadra, un po' come succede in tutta Europa. Noi cerchiamo di arrivarci, se la FIGC insomma sposerà che di fatto c'è un'obbligatorietà, e nei settori giovanili dove ancora un po' si latita nelle basse categorie, però se dobbiamo fare che il tesserino, famoso tesserino, adesso licenza ad allenare e deve avere la sua validità,
chiaramente bisogna che i tecnici si rimboccano le maniche, perché la possibilità del lavoro c'è anche fuori dalla Sicilia, c'è anche fuori dall'Italia. La scuola di Coverciano è rinomata, i nostri allenatori VIP, tra virgolette, sono quelli che stanno trainando il movimento, ce ne sono parecchi, quasi una ventina di professionisti buoni fuori, ma ce ne sono una settantina di dilettanti, questi sono i numeri, e sono tanti, perché andare in Finlandia a allenare la Serie A femminile o in Canada sono esperienze che porta sempre l'allenatore, che può essere UEFA B come potrebbe essere UEFA A. La parola passa alla dottoressa Laura Gurriera, psicopedagogica, che esponeva attraverso le sue competenze l'importanza dei giovani e del ruolo del tecnico nei loro confronti. A seguire gli interventi dei tecnici Pulvirenti e Alderisi del settore giovanile del calcio Catania, che hanno parlato dell'allenatore visto come educatore in un mondo in cui questo valore, affermano, si è smarrito, fino a raccontare la loro esperienza vissuta tra dilettantismo e professionismo. L'AIAC è cresciuta tantissimo negli ultimi periodi e soprattutto negli ultimi anni, ha una struttura importante e soprattutto adesso anche a livello tecnologico ti dà delle informazioni che prima ovviamente non ti venivano date, perciò merito a chi è sempre sul pezzo, merito a chi ha sposato questo progetto, a chi ci crede, è una fonte importante e bisogna anche a volte non dimenticarlo, perché ovviamente può servire per una crescita personale sicuramente. Della propria esperienza ha parlato anche Francesco Moriero, attuale allenatore della prima squadra del calcio Catania, che nel suo breve intervento, e per questo si ringrazia la società Calcio Catania per la gradita sorpresa, ha dichiarato: bisogna ricordarsi che prima di tutto sono ragazzi, parlarci e spiegare loro le motivazioni di scelte e idee per insegnare loro quello che comincia come un gioco. A fine serata il presidente Marletta e il segretario Arcidiacono hanno aggiunto: l'obiettivo dell'associazione è portare un allenatore in ogni squadra, obiettivo primario del nostro presidente Ulivieri. Ma il futuro è quello anche a livello federale. L'altro giorno leggevo una rivista che praticamente la scuola di Coverciano è già partita con un controtendenza con il passato, prendendo a riferimento magari nazioni che prima noi consideravamo secondo o terze rispetto a noi, come il Belgio, che adesso invece in Europa detta legge a livello di prima squadra, proprio perché hanno avuto il coraggio di partire dalla base, cioè dai bambini, e per costruire il loro futuro. In 10-15 anni si può, se l'hanno fatto gli altri possiamo farlo anche noi. Facendolo potremo migliorare il nostro calcio e il nostro sport, dal punto di vista tecnico ma anche umano e della formazione. Noi dobbiamo verificare il bioritmo. Il bioritmo parla di azione tecnica e fisica, di azione mentale. Da abbinare. Azione mentale. Quindi non possiamo trascurare queste cose. L'azione mentale non applicata al ragazzino. Al ragazzino possiamo applicare l'azione psicologica, ma l'azione mentale, che è di tutti, scopre tante cose. Uno praticamente può pensare mentre gioca alla famiglia, alla ragazza, agli affari, al suo avvenire, e quindi questa azione mentale praticamente disturba l'applicazione al calcio. E questo dobbiamo esserne, perché è attuale oggi, dobbiamo parlarne di questo. L'AIAC sicuramente ha fatto tanto per la categoria, perché una volta non esisteva, e questi 50 anni veramente si sono fatti passi da giganti. Anche perché è servita per migliorare l'aspetto tecnico della stessa figura dell'allenatore. Certo, sicuramente, perché come dicevo prima in precedenza gli allenatori erano soltanto ed esclusivamente così come fatti in casa o fai da te. Invece con gli anni naturalmente le cose sono cambiate, grazie naturalmente ai vari presidenti che si sono succeduti negli anni. Io mi riferisco agli allenatori presidenti nazionali. Qua la storia, si può dire, di questo AIAC a Catania l'ha fatta sicuramente Renato Marletta, a cui va veramente l'omaggio di tutti, perché
ha fatto veramente grandi cose. Al termine del dibattito, presentato con competenza tecnica da Ettore Tortorici, al quale hanno partecipato con interesse e coinvolgimento anche i presenti, tra cui i genitori, il segretario arcidiacono proiettava un commovente video, fatto di fotoricordo, che riguardava la storia dell'Ajax Catania, dalla sua nascita ad oggi. Mister Busetta, i 50 anni dell'Ajax, lei è un nome importante quando si parla di allenatori, insomma grande soddisfazione per tutti i successi che ha ottenuto e per un Ajax che sta crescendo sempre di più. Ma sicuramente così, la mia presenza stasera, cioè dall'alto io sono un decano. Sono venuto anche per una curiosità, per sentire questi giovani emergenti, questi tecnici. Comunque bello, perché l'Ajax è andato via via crescendo nel tempo e veramente ha instaurato un rapporto stupendo con i tecnici. Un allenatore che comunque nel tempo si è evoluto e sta cambiando pure lui. Ma sicuramente è così, io cambio sempre. Volevo ritornare nel mio mondo, quest'anno ci sono stato ma purtroppo ho trovato una situazione un po' particolare perché il giovane di oggi non ha voglia di fare nulla, ma non riesco a inculcare qualcosa di importante. E guardalo l'allenatore. Nino Leonardi, nome storico del calcio siciliano, ma non hai mai pensato di fare l'allenatore da grande? Beh, ci ho pensato, anche perché sono i tifosi che me lo ricordano quotidianamente, continuamente, e questo pensiero me lo sono portato da quando ho smesso poi tardissimo, a 38 anni, perché quell'amore, quella passione, quando commento nelle radiocronache, nelle tv, mi traspare la passionalità e il cuore per questo pallone. I 50 anni dell'Ajax hanno fatto capire che l'Ajax comunque negli anni è cambiata, si è evoluta e adesso grazie a loro c'è una nuova figura dell'allenatore. Naturalmente la figura dell'allenatore si è molto professionalmente trasformata e questo rende onore a tutto un gruppo e a tutta un'organizzazione con grandi meriti e grande professionalità. È un bel mondo, però bisogna mantenere un senso critico, perché con un senso critico si riesce a cambiare laddove c'è da cambiare e da migliorare soprattutto. Adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.